Buongiorno da Portoviro. Sabato scorso, 22 giugno 2024, un incendio di grande portata ha minacciato la futura cittadella dello sport e la piscina comunale. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Valeria Mantovana, con al fianco l'assessore Girardello e il consigliere Marangone Bovolenta, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a coloro che si sono distinti per il loro coraggio e senso civico, impedendo che l'incendio avesse conseguenze disastrose. Mi sono sentita in dovere insieme ai miei colleghi, qua abbiamo trovato assolutamente il consenso unanime, di riconoscere a livello proprio di cittadinanza un'onorificenza, una targa per ricordare l'impegno che avete avuto, perché siete stati coraggiosi, siete stati solidali con la vostra città, non siete stati indifferenti, avete rischiato del vostro, non ci avete pensato due volte e quindi io penso che questi esempi di grande solidarietà e anche di sacrificio debbano essere riconosciuti. Spero che la consegna di questa targa renda più ricca in realtà la nostra città, rafforzando quello che è stato un esempio positivo da parte dei nostri cittadini e da parte dei nostri volontari della protezione civile. Qui volutamente oggi non ci sono i nostri vigili del fuoco, perché per loro ci sarà prevista un'ulteriore fase celebrativa, perché ho voluto segnalare la loro prestazione positiva sia al comando, ai vari comandi intervenuti, ma anche a livello nazionale, al Dipartimento Nazionale, affinché possano ottenere ciò che meritano. Quindi credo è in programma anche la volontà di farli riconoscere una targa, un riconoscimento da parte proprio del sottosegretario all'interno, che è l'onorevole Prisco. Quindi in futuro voi comunque sarete invitati in ogni caso, perché fate parte del team ormai, avete fatto parte di questa storia che ha evitato, ripeto, condizioni veramente importanti negative, perché non solo poteva bruciare la nostra piscina che vale milioni di euro e per la quale stiamo pagando, ma intorno c'erano delle abitazioni e, come avrete potuto notare dalla foto del drone, non mancava molto. I nostri cittadini con voi si sono sentiti al sicuro, vi hanno pubblicamente, attraverso i social, che sono piazze anche quelle, abbiamo una delegazione della protezione civile, ringrazio il coordinatore che è Riccardo Tiozzo, e quindi voi siete in rappresentanza, ma eravate presenti fisicamente sul posto, siete stati eccezionali.